Oggi il terzo e conclusivo incontro di questa prima fase della scuola di politica popolare che i Popolari per l'Italia e la Costituente Popolare hanno organizzato in Veneto, dopo sussidiarietà e welfare, sussidiarietà ed economia. Oggi abbiamo affrontato il tema come salvare il Veneto, sussidiarietà e istituzioni, fra una riforma renziana che ricentralizza tutto e un vento indipendentista che però si chiama demagogia perché non si può fare. Sono emerse ipotesi molto belle, molto interessanti, come ascoltando un esempio fantastico, quello della Baviera, dove il sociale è diventato forza economica, raccontato in modo semplice ma efficacissima dal presidente Bocklet, e Flavio Tosi e Mario Mauro che hanno tracciato una possibile via di una nuova stagione che ridia alle regioni un ruolo centrale. Il Veneto è troppo piccolo, lo dovremo allargare ad almeno il nord-est. Le strade per fare questa grande regione del nord-est, che sarà la vera cerniera fra il nord, l'est e il sud, e porterà un grande sviluppo ai veneti, ci sono. I prossimi mesi le faremo proprie e le proporremo a tutti. Flavio Tosi, un incontro molto partecipato qui con Popolari per l'Italia, dove si richiedono risposte concrete dal governo. Sì, risposte concrete dal governo, perché questo governo, e lo si vede anche il dibattito furibondo in Senato sulla legge di stabilità, in realtà era legato alla legge elettorale, cioè era legato alla contrattazione sulla legge elettorale, quindi una cosa di bassissimo profilo e non nell'interesse del Paese, che ha bisogno di tutt'altro fuorché della legge elettorale, ha bisogno di riforme economiche e di assetto istituzionale e non di fare bottega su fare una legge elettorale per far vincere uno o perdere l'altro. E questo è un dato, e poi serve che il nord-est sappia ragionare insieme al di là delle appartenenze politiche, perché da un punto di vista dello sviluppo sociale, dello sviluppo infrastrutturale, del modello, il nord-est è ancora attualità e se riesce a trovare un assetto istituzionale omogeneo può tornare ad essere un soggetto formidabile da un punto di vista economico, perché le affinità ci sono tutte, le infrastrutture, il modello sociale, la piccola e media impresa. Bisogna rafforzare l'aspetto istituzionale del nord-est, in maniera da dargli veramente la dignità di nord-est. Adesso se ne parla ma non c'è e bisogna crearla. Imitare le politiche della Baviera sarebbe ottimo. La Baviera, la Germania in generale ha dimostrato cos'è il federalismo vero. Se l'Italia è un paese che è tutt'altro che federale, è un pasticcio centralista, è nata male, si è evoluta peggio, perché nasce da una situazione evidentemente preunitaria, viene messa assieme, tenuta assieme con delle politiche centraliste che sono state sempre più centraliste, e il centralismo a tutti i costi ha massacrato i conti del paese, ha creato delle disomogeneità spaventose, con le regioni più efficienti come il Veneto che sono le meno costose e regioni assolutamente inefficienti e costosissime che danno servizi di bassa qualità che sono altre. La Baviera è l'esempio invece della Baviera e la Germania, dall'esempio del federalismo vero, costi standard, livelli di tasse pagate al comune per fare determinate cose, all'Ende per fare determinate altre, allo Stato centrale determinate ancora. La gente sa a chi paga le tasse per ottenere cosa in cambio. In Italia bisognerebbe arrivare lì, si dovrà arrivare lì per riuscire a razionalizzare la spesa e per fare in modo soprattutto che in tutta Italia tutti spendono la stessa cosa. L'Italia prevede, la Costituzione, articolo 5, che l'Italia è uno indivisibile, quindi non è praticabile la secessione. Ma una battaglia per l'autonomia sempre più forte, quello sì, perché se tu hai autonomia hai responsabilità di spesa, le tasse che produci restano sul territorio e questo genera equità, perché quando uno risponde delle proprie tasse e soprattutto sa che producendo ricchezza la sua ricchezza resta lì e viene utilizzata per servizi, per le sue famiglie, per le sue aziende, allora questo genera un percorso virtuoso. Se uno invece vede che tutto dipende dallo Stato centrale, che indipendentemente dal fatto che tu lavori tanto o lavori poco, che tu sia virtuoso o meno, poi alla fine è lo Stato che decide in maniera iniqua, allora si peggiora la situazione di un'Italia che è già in una situazione pessima.